Buonasera, sono a Darzaghena. Questa mattina tempo autunnale, pioggia, adesso si è un po' rimesso, ho fatto un giro in paese, già l'avevamo vista con Francesca, ma sono andata a vedere la roccia del fungo e la chiesa di Santa Lucia con la scalinata tutta colorata, carina. E adesso sono tornata qui, su una sorta di parcheggio, il camper sta lì e si rientra. Secondo giorno ad Darzaghena, oggi c'è il sole, un po' di nuvole ma c'è vento. Adesso sono all'ex stazione ferroviaria, penso che da qui passi il trenino verde e c'è anche un museo, dovrebbe aprire a breve, speriamo, vediamo. Allora, il museo lì alla stazione era chiuso, non è arrivato nessuno. E adesso sto andando a visitare 3 siti. Questo è un sito prenuragico, una necropoli, Limuri. Allora, siamo davanti al pannello che dice la necropoli neolitica di Limuri. È composta da 4 circoli megalitici tangenti tra loro, datati tra il 4400 e il 4000 a.C. Questo tipo di sepolcri, tra le più antiche testimonianze del megalitismo europeo, è presente in Sardegna solo nel territorio gallurese. La necropoli era destinata a personaggi di rilievo della società, come dimostrano i reperti ritrovati. Si suppone, in base alle dimensioni, che ciascuna tomba potesse accogliere 1 o al massimo 2 defunti, in posizione rannicchiata e cosparsi di ocra rossa. I corredi funerari sono caratterizzati da strumenti e ornamenti in pietra che rivelano contatti culturali e scambi tra la Sardegna e il Mediterraneo occidentale e orientale. All'esterno dei circoli alcuni menhir erano posti forse a segnalare le tombe o come rappresentazioni simboliche di divinità. Piccole cassette litiche raccoglievano probabilmente le offerte funerarie e contenevano gli oggetti utilizzati per la preparazione della sepoltura. Durante l'età del bronzo, in posizione appartata, è stata costruita una piccola tomba collettiva a corridoio su un preesistente circolo. Qui fa vedere come erano ricoperti da terra. Queste invece sono per le offerte. Adesso siamo nella fase nuragica, tomba dei giganti, quindi culto dei morti,
Lolghi, una cosa del genere. La tomba dei giganti Liloghi, con i suoi 27 metri di lunghezza complessiva, è tra le più grandi della Sardegna. Le dimensioni e la maestosità di questi monumenti nuragici denotano una loro funzione anche come simboli di possesso del territorio e la volontà da parte delle comunità che li hanno realizzati di affermare la propria presenza e prestigio. I defunti, indipendentemente dall'età, dal sesso e dallo stato sociale, venivano sepolti all'interno del lungo corridoio funerario, protetto da un grande tumulo di terra e pietrame, che include anche una piccola tomba a galleria più antica, dell'età del bronzo antico. La facciata semicircolare del sepolcro, costituita da grandi lastre infisse verticalmente nel terreno, è stata realizzata tra il XVIII e il XIV secolo a.C., contestualmente al corridoio funerario e al tumulo retrostante. La grande stele monolitica posta al centro, a simboleggiare la porta dell'aldilà, è alta 3,75 metri ed è decorata dalla consueta cornice in rilievo. Alla base un piccolo portello arcuato permetteva di introdurre all'interno della tomba le offerte contenute nei recipienti ceramici. Lo spazio antistante, l'esedra, costituiva l'area cerimoniale destinata ai rituali in onore dei defunti e degli antenati. Pasti comunitari e offerte di cibo e bevande, testimoniati dal ritrovamento di numerosi contenitori ceramici adatti alla preparazione e al consumo di alimenti, si svolgevano durante i riti funebri e forse periodicamente in occasione di cerimonie in onore degli antenati. L'insediamento, situato ai margini di una vasta piana fertile, comprende il nuraghe e un vasto villaggio che si sviluppava intorno, del quale oggi si possono osservare soltanto pochi resti. Il nuraghe, posto al controllo del territorio e delle sue risorse, costituiva il punto di riferimento politico ed economico per una serie di abitati minori disposti sui rilievi circostanti. L'edificio, di forma subrettangolare, è stato costruito sfruttando un affioramento granitico diventato parte integrante della struttura. Per le peculiari caratteristiche si distingue dai nuraghi maggiormente diffusi, a forma di torre troncoconica coperta a tholos. Infatti è considerato un nuraghe misto, una tipologia particolarmente diffusa in Gallura che combina nella stessa struttura soluzioni architettoniche tipiche dei nuraghi a corridoio con espedienti tecnici propri dei nuraghi a tholos. L'ingresso architravato si apre sull'ampia facciata rettilinea, coronata da 8 mensole sporgenti che dovevano sostenere una balaustra lignea. Appena varcata la soglia è possibile osservare delle nicchiette laterali e un condotto sul soffitto pertinenti al sistema di chiusura dell'edificio. Un profondo ripostiglio a sinistra dell'ingresso era probabilmente utilizzato per riporre attrezzi e derrate alimentari. La camera ellittica a destra è l'ambiente più ampio del piano terra, dove era possibile soggiornare. Presenta un'insolita copertura a tholos. La struttura a profilo ogivale, ottenuta sovrapponendo cerchi di pietre di diametro gradualmente inferiore verso l'alto, si conclude bruscamente con un grosso lastrone, ed è perciò chiamata tholos tronca. Dall'andito d'ingresso al nuraghe una scala conduce al terrazzo su cui si dispongono una serie di vani e un'area semicircolare a cielo aperto. Dal terrazzo si accede anche ad una vasta camera circolare posta ad una quota più bassa che costituisce l'ambiente più grande del nuraghe, in cui diverse persone potevano soggiornare comodamente.